L'arbitro intanto che è salito, quindi un applauso anche a Dayet Mani di Monfalcone, quindi 20 km più o meno da qui. Per la prima volta insomma è molto bello poter ospitare e sapere già che sarà la prima di una serie di volte in questo meraviglioso contesto, in questa diga Nazario Sauro. Sono già saliti portabandiera dei colori dell'Accademia Pugilistica Veronese Ruga, pronti ad accogliere con un grande applauso l'angolo blu Reda Ben Graik. E all'angolo rosso portabandiera della APU accogliamo con un grande applauso Daniel Picco. Vai Daniel! Anche loro sono nella categoria degli elite, combattono più 92 kg a quanto leggo, e ovviamente abbiamo Pierino Ruga all'angolo blu e Gianluca Calligaro all'angolo rosso, ed entrambi sono giovani come detto prima, perché stiamo parlando del 2000 per l'angolo blu e 2002 per l'angolo rosso, quindi quanta invidia, visto che insomma noi ne abbiamo qualcuno in più, ma noi siamo pronti per attendere che tutto sia pronto per chiamarli al centro ring e dar seguito alla prima delle 3 riprese da 3 minuti per questo quarto incontro, valevole come anteprima per quello che sarà poi il dual match Italia-Croazia. Vanno gli angoli, scende la musica e tutto è pronto per ascoltare il vostro tifo, il vostro applauso per Daniel e Reda. Daniel angolo rosso, Reda angolo blu. A inizio la prima delle 3 riprese. Ha fatto la prima molto bene. Vieni sempre dal ritmo. Lascia che viene lui da te. Bravo, bravo. Dai bene. Fermati lì, fermati forte il colpo! Bravo Daniel! Sta bastonando! Non caricare! Stai lì, una fuori per te! Primo colpo, secondo colpo! Ehi, stai fermo lì! Deve venire lui da te che è piccolo! Destra, bravo! Calma, calma! Bravo, così, quello! Ecco, e 3 colpi! 1, 2, 3! 1, 2, 3!
che chiude la prima delle 3 riprese tra Reda Ben Grajic e Daniel Picco, Accademia Pugilistica Veronese Ruga e ovviamente Apu Box per quanto riguarda l'angolo rosso. Fuori i secondi. A inizio la seconda ripresa. Non andare alla porta che gli esce le mani! Dai lì! Dai centro! Non fare il suo gioco piccolo, fai lungo! Non stare stai lì, fermati, dritta avanti, eccoli, lavora! Proprio a distanza, proprio a distanza! Tirali ancora! Piccolo! 2, 3, basta! Da lì! 1, 2, 1! Eccoli! Dritto, dritto! Andando a destra, andando a destra! Metti il piede fuori, il piede avanti fuori! Corri a fatto prima, vai a destra il fuoco, dai! 2, 3, andando a destra! 2, 3, andando a Guida bene quel tempo, guida va scendo! Vorrei cortesemente un applauso. L'applauso più forte ancora per favore, perché prima siamo scesi da questo ring dicendo che il pugilato è e rimane la nobile arte e abbiamo detto e spiegato in modo molto chiaro come nel pugilato tutto si voglia a meno che, come dire, l'abbattere l'avversario, e pertanto esiste questa meravigliosa possibilità da parte del tecnico, da parte del maestro che accompagna il pugile, di valutare l'opportunità di costituire quello che tra poco vi andremo a chiamare con precisione, perché attendiamo ovviamente la liturgia della consegna dei cartellini. Per chi è più esperto è normale sapere quel che è avvenuto, ma magari qualcuno sta vedendo il pugilato per la prima volta e quindi è anche giusto lasciare questo tempo. E allora signori, alla seconda ripresa, ad 1 minuto 15 secondi e 20 centesimi di questa seconda ripresa, per sospensione cautelare viene decretato vincitore per sospensione cautelare ovviamente Daniel Picco, angolo rosso, Apu Box. Vorrei cortesemente un grande applauso anche per il tecnico Pierino Ruga che ha fatto questa scelta e che come sempre è segno di intelligenza ed onore evitare che il proprio atleta subisca in modo eccessivo le conseguenze di quello che per noi non è uno sport violento, ma ça va sans dire, è comunque uno sport duro. Chi va a premiare in questo momento hanno già fatto, e allora sappiamo che Vlad era pronto per le premiazioni, ma procediamo rapidi perché poi ci sarà certamente il main event, ossia